21° capitolo. De chi le vari per forza mugliere goiada. Volemus e ordinamus, chi sì, alcun omine, le vari per forza mugliere goiada, over alcun'altra femmina, chi essere giurata o espellerà alcuna virgini per forza, ed essas ditas causas, essere legittimamente vinchidu, sia giudicato chi vaghi prosa goiada, liras chimbeghentasa, e si non pagada entro dies vindighi, de sia da essere giudicato, sia villi sega un'uè, promodu illu verdada, e prosa bagadia, sia giudicato chi vaghi liras dugentas, e sia ancu tenuto polle varilla pro muggeri, si è senza marito, e plachiada a sa femmina, e si non la leva pro muggeri, sia ancu dentro pro varilla, secondo le condizioni dessa femmina, e di sa qualità delle sommine. E si usas causas, issu non può diffagiri a dies vindighi de chi ha da essere giudicato, seguindilli uno per modo che illu verdada. E prosa virgini paghi sa simili pena, e nessuno ha dai cui pagari, seguindilli uno ut sopra. 22° capitolo. De chi entra per forza in domo de alcuna femmina goiada. Ite ordinamus, chi sia alcun omine, entra per forza a domo de alcuna femmina goiada e teninti bello, e non la padappida carnalmente, ed este indi vinchida legittimamente, sia giudicato a pagare l'ira schentu, e si non pagada a dies vindighi de chi ha da essere giudicato, seguendilli uno rigla dotta. Essi alcun uomini, essi tento con alcuna femmina goiada, in domo dessa femmina, ed essi volontadi dessa femmina, cussa godali femmina, sia da frastada e fustigata, e dispossessida de sos beni suos totus, ed essa ragiones suas, gasi de doas, commenti de atros benis, e remangianda a suo marito, e non ai figlios che aviri con cusso marito, e men con un altro marito, che avri apidu per innantis, e non ad altri parenti su, eccetto a plagiri de cusso marito, con su quali avi fatto sa ditta vallanza. E somine, con su gali essere accadata, non sia frustato, ma de pia pagari intra di diese, de chi ha da essere giudicaus l'ira schento, e si non paga da intra su detto tempus, sia dillusegata un'origla in totto. E non si intenda pro feminas che siano pubblicas meritricis, menanco in caso chi sa femmina, andare a domo de sommine, over de altra persona, che non essi di abitazione de ditta femmina, che in questo caso sommine paghi liras vintighimbe, ma sa femmina sia la frustata, ut sopra. 23° capitolo. De chi attenne femmina goiada palesementi contro volontadi del suo marito. Volemus e ordinamus, chi sì, alcun uomine, regrito over teneris femmina, alcuna goiada palesementi, con sa quali avri di affaghi carnalmenti, contro a sa volontà del suo marito, e di mando silla con suo marito, silla denegai, sia condannau in lira schento, sas quali deppia pagare
infra dies vindighi de ghiada esse giudicato, e si non pagada, sia da illi segado una riga in tutto, e issa femmina sia condannata, secondo il suo capitolo si contenedi. E questo era il salmo. Adesso ovviamente ve lo faremo sentire in italiano, per così lo comprendiamo. Capitolo 21. Di chi violentasse una donna sposata. Vogliamo ed ordiniamo che se un uomo violenta una donna maritata o una qualsiasi sposa promessa o una vergine ed è dichiarato legittimamente colpevole, sia condannato a pagare per la donna sposata lire 500 e se non paga entro 15 giorni dal giudizio gli sia amputato un piede. Per la nubile sia condannato a pagare 200 lire e sia tenuto a sposarla se è senza marito o promesso sposo e se piace alla donna. Se non la sposa perché lei non è consenziente, sia tenuto a farla accasare, munendola di dote, secondo la condizione sociale della donna e la qualità, il rango dell'uomo. E se non è in grado di assolvere ai suddetti oneri entro 15 giorni dal giudizio, gli sia amputato un piede. Per la vergine sia condannato a pagare la stessa cifra, se no gli sia amputato un piede come detto sopra. Capitolo 22. Di chi si introduce a forza in casa di una donna sposata. Inoltre ordiniamo che se un uomo entra a forza in casa di una donna sposata ed è colto sul fatto, se è dichiarato legittimamente colpevole, anche se non l'ha violentata, sia condannato a pagare 100 lire e se non paga entro 15 giorni dal giudizio, gli sia tagliato per intero un orecchio. Se un uomo è scoperto a letto con una donna sposata, nella casa di costei e con lei consenziente, la donna deve essere bastonata e frustata e privata di tutti i suoi beni, sia dotali che altri, che devono andare a suo marito e non ai figli avuto dal marito né da altro precedente marito, né devono andare ad altro suo parente a meno che non venga indicato espressamente dal marito tradito. Invece, l'uomo con cui è stata scoperta non sia frustato, ma sia condannato a pagare 100 lire entro 15 giorni dal giudizio, altrimenti gli sia tagliato per intero un orecchio. Queste pene non si applicano alle prostitute pubbliche né alle donne che si recano a casa dell'uomo o in un'altra casa che non sia la propria. In questo caso l'uomo paghi 25 lire e la donna sia frustata come detto sopra. Capitolo 23. Di chi dimorasse con una donna sposata e la trattenesse presso di sé contro la volontà dell'altro coniuge. Vogliamo e ordiniamo che se un uomo trattiene presso di sé una convivente sposata senza la quiescenza del marito e si rifiuta di riconsegnarla al coniuge che la rivuole, sia condannato a pagare 100 lire entro 15 giorni dal giudizio, altrimenti gli sia tagliato per intero un orecchio. La donna, invece, sia condannata come detto al capitolo precedente.